Fenomeni meteo intensi, piene, allagamenti, a volte circoscritti, in altri casi vere e proprie alluvioni. La Regione del Veneto lavora costantemente per essere pronta a fronteggiare le emergenze, ponendo altresì grande attenzione alle attività di previsione e di prevenzione per rendere il territorio sempre più sicuro. I problemi che abbiamo per garantire la sicurezza idraulica dei cittadini sono di vario tipo, ma il principale è quello di evitare che i corsi d'acqua esondino. La Regione ha investito 411 milioni di euro negli ultimi anni in consolidamenti arginali, però quando la portata diventa tale da avere il rischio di sormonto arginale, cioè che l'acqua esca dagli argini, è necessario trattenere a monte un certo quantitativo di acqua per il momento in cui la portata raggiunge livelli pericolosi. A questo scopo vengono realizzati i cosiddetti bacini di laminazione. Investimenti importanti in opere di sicurezza, strumenti avanzati per anticipare gli accadimenti, riducendo la portata dell'evento calamitoso e, non da ultimo, il fondamentale ruolo delle scelte decisionali. La Regione del Veneto sta realizzando i bacini di laminazione per trattenere il quantitativo d'acqua che non è in grado di portare il fiume, in modo da far transitare il colmo di piena e poi da far defluire la portata, garantendo la sicurezza dei cittadini che stanno a valle rispetto al punto in cui viene realizzato questo bacino di laminazione. In parole povere, come una grande vasca realizzata a fianco del fiume, quando la portata arriva a un certo valore, il fiume sta per tracimare, viene riempita quella vasca in maniera controllata e poi, una volta che è transitato il colmo di piena, quella vasca viene rapidamente svuotata. Su questo fronte la Regione del Veneto ha in programma di realizzare anche altri bacini di laminazione. Qui siamo per esempio nel cantiere del bacino di laminazione di Trissino di Valle, mentre il bacino di laminazione di Trissino di Monte è già quasi stato completato al 100%. Stiamo parlando di un bacino che è in grado di contenere per qualche ora ben 3 milioni e mezzo di metri cubi di acqua. Regione Veneto, sicurezza sempre al primo posto.